si viene un po' lassù. Allora, dobbiamo fare la promozione, siccome fai dirette, filmatelo. E io vi chiedo un grande applauso per Paolo Franco, perché nessuno l'ha ancora ringraziato. E tutti coloro che comunque lavorano per questa avventura. Ma guardate, io non ho la sfera della verità in mano, e sentire gente che sa già cosa accadrà il giorno dopo mi viene un po' il brivido, no? Io penso che il giorno dopo avremo modo, giorno dopo giorno, di capire che il mondo sta cambiando sotto i nostri piedi. Se è pur vero, se dovessimo liquidarla con uno slogan, indietro non si torna più. Ora o mai più potrebbe essere l'altro slogan. Indietro non si torna più, perché iniziata questa avventura sappiamo con certezza che l'assetto istituzionale del Veneto e comunque anche di altre regioni in giro per l'Italia cambierà. Io mi permetto di dare una lettura, ringraziando e guardando i tre eccellenti giuristi che abbiamo al tavolo, mi permetto di dare una lettura, anche un po' così, io non me ne intendo di leggi, però una Corte Costituzionale che ci boccia 2 volte e la terza volta dice sì. Dice sì non solo alla riforma del Veneto, ma io voglio anche pensare che i giudici hanno detto: sti qua a Roma le riforme non le fanno più, affidiamoci a una regione seria, proviamo a farglielo fare la loro. Se ci pensate, l'idea della piramide che si rovescia, no? Nel contratto sociale Rousseau diceva che il popolo delega qualcuno a rappresentarlo, a Roma non ci rappresentano perché le riforme non le fanno, non c'è un cittadino italiano, diciamolo fino in fondo, che non rivendichi riforme, e poi alla fine non te le fanno queste riforme. L'unica riforma che hanno saputo fare è quella di aver fatto in modo che il vitalizio non lo perdono. Questa è l'unica riforma che fanno e controllano costantemente. Allora, al di là di queste riflessioni, la domanda che ci fanno sempre: ma perché non potevate trattare? Ma guardate che il referendum è una roba seria, cioè il referendum lo si fa, ditelo, ne approfitto di questo mio intervento perché so che ci sono le dirette, saluto tutti quelli in diretta, sono 2 televisioni in diretta e poi i social media in diretta. Il referendum è una roba seria, lo si fa con la cabina elettorale, con il seggio elettorale, con gli scrutatori, con le forze dell'ordine che faranno il servizio d'ordine. I seggi saranno aperti dalle 7 del mattino alle ore 23. Voi capite che questa vale molto di più di una trattativa. Beh, una trattativa peraltro che in teoria sulla carta noi potevamo fare. Avremmo avuto come interlocutore un governo che ci ha impugnato il referendum perché non voleva farcelo fare, un governo che ha proposto il suo referendum del 4 dicembre per togliersi tutte le competenze, ed era, secondo qualcuno, un buon interlocutore per andare a trattare. Ma guardate, il titolo quinto della Costituzione, voi correggetemi se dico cazzate ogni tanto, è stato modificato nel 2001, anzi è stato introdotto nel 2001 il titolo quinto, no? E prevede che, analizzando i diversi articoli senza tirarla tanto lunga, dal 116 in poi, 19 più 3 competenze fa 22, sono 22 esattamente le competenze che in base alla Costituzione, senza fare atti sovversivi, senza invocare robe funamboliche, senza fare la pattuglia acrobatica, 22 competenze che sono tranquillamente trasferibili dallo Stato alle regioni. Il 2001 è il titolo quinto, quindi 16 anni sono passati, non c'è una regione che abbia avuto almeno una di quelle 22 competenze. La colpa va da destra a sinistra, dall'alto al basso, dai verdi agli arancioni, a tutti. Cioè comunque a Roma c'è una filosofia: non deleghiamo nulla al territorio perché il territorio avrà potere. Ma del resto questo è quello che rappresenta la nostra battaglia. E quindi il giorno dopo la trattativa, il presidente della regione del Veneto la può fare se i veneti non solo fanno vincere il sì, questo è l'appello che faccio ai veneti, e il vero appello che io faccio è che tutti vadano a votare. Ci deve andare chi vuole votare sì, chi vuole votare no, chi vuole astenersi, chi comunque pensa che sia il momento di contarsi, perché i veneti, guardate, questo non è il referendum della politica, ha ragione il segretario Darè, il mio segretario, quando dice la Lega ha saputo fare anche un passo all'alto, no? È ovvio che ci siamo dati da fare per portarlo a questo referendum, però nel rispetto dei cittadini del Veneto. Non tutti i cittadini del Veneto la pensano come noi ed è giusto che siano rispettati. Questo è un referendum dei veneti
dei veneti che sono qui da generazioni, ma anche dei nuovi veneti, di chi ha deciso di intraprendere un percorso di vita in Veneto. E allora è giusto che nessun cittadino veneto o veneta abbia l'alibi quel giorno. Il 22 ottobre 2017, dalle 7 del mattino alle ore 23, si può andare a votare. Nessuno deve avere alibi, perché il giorno dopo, se c'è una grande affluenza alle urne, dimostriamo di essere un popolo, dimostriamo che prima delle nostre idee politiche viene il Veneto, se no altrimenti è finita, perché il primo a cestinare il dossier dell'autonomia sarò io se non c'è una bella affluenza alle urne, perché vuol dire che stiamo lavorando per un popolo che è distratto, quantomeno, per non usare altri termini. Cioè lì sarà il nostro banco di prova come veneti. Lì capiremo se quando ci arrabbiamo contro Roma abbiamo titolo per arrabbiarci, oppure è meglio che ci dicano: guardate, 1 su 2 non è andato a votare, di che autonomia state parlando? Me ne immagino già le frasi, no? Ovvio che il Veneto ha dimostrato colpi di reni eccezionali. Il 4 dicembre, che è stata un po' la prova generale dell'autonomia, il Veneto ha avuto la più alta affluenza alle urne in Italia. Questo ci fa ben sperare. Però a me fa paura il fatto che tutti pensano che questo referendum comunque passerà. E allora non vorrei che qualcuno pensasse: ma tanto vince sì, tanto è 22 ottobre, compro le castagne, un po' di vino nuovo e faccio festa a casa, sto sul divano a guardarmi la televisione. No, 5 minuti ma dedicateli. Se credete nel sì, fate proseliti non solo per il sì, ma perché si vada a votare. Guardate, questa è un'avventura che ci farà salpare, sembra quasi il viaggio di Cristoforo Colombo, no? Lui doveva andare in India, li ha chiamati indiani ma erano americani quelli lì poi alla fine, no? Ha capito che il mondo era più grande di quello che pensava lui, no? La circumnavigazione. Noi salpiamo, stiamo uscendo dalle colonne d'Ercole, no? Stiamo uscendo da Gibilterra, affrontiamo un mare che non conosciamo, lasciamo il nostro mare, ne affrontiamo un altro, però sappiamo che c'è la terra promessa, no? Sappiamo che c'è un nuovo continente da scoprire. Abbiamo la certezza che ci arriviamo e si chiama Veneto autonomo, autonomia. È vergognoso che qualcuno dica che il Veneto non potrà mai diventare autonomo, perché chi dice queste robe non è veneto o non merita di essere riconosciuto come veneto. Io penso che noi scriveremo una pagina di storia. Non so quanto durerà questo viaggio. Mi dicono: ma il giorno dopo cosa accadrà? Guardate, l'autonomia non è un jukebox, cioè non è che noi sappiamo che il giorno dopo dobbiamo andare a raccontare le frottole ai veneti che arriva l'autonomia col pacchetto da Roma col DHL, no? E siamo anche convinti che saranno ancora più incazzati di oggi. Però il fatto che un popolo si sia schierato pone una questione. La prima questione è che nelle agende di governo deve entrare la partita della questione veneta. Quante volte abbiamo sentito